Vari punti del territorio regionale sono colpiti da incendi in varie aree. Quello che sembrava preoccupare maggiormente è quello a Fumane, dove la situazione da ieri sembra migliorata, ma continuava a preoccupare per i 3 focolai ancora attivi, a quanto affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Su questi erano riprese le rotazioni dell'elicottero di primo mattino, quando le temperature non si erano ancora alzate troppo. Rinnovo a tutti, conclude Zaia, un accorato appello alla prudenza a chi frequenta colline, pinete, boschi, qualsiasi area arborea regionale, raccomandandosi la massima attenzione per evitare che si sviluppino focolai e di non ostacolare il lavoro dei volontari, mantenendo comunque i comportamenti utili a evitare lo sviluppo di incendi.